Buongiorno cari amici e benvenuti ancora a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle insidie che ci sono tramite i social, ma soprattutto tramite le chat, perché spesso e volentieri analizzo persone che magari per parecchio tempo comunicano con donne o donne comunicano con uomini e i miei committenti mi fanno valutare se quella persona che dall'altra parte è onesta oppure è meno onesta. Beh, le sibille chiaramente aiutano, danno un'indicazione. La ricerca tramite un'indagine radionica, radiostesica, danno un'indicazione. Però bisogna sempre stare molto attenti perché ci sono persone che, come diceva quel tale, sono agnelli, cioè sono lupi travestiti da agnelli e magari vi portano in giro in sogni pindarici per 2 o 3 anni, vi raccontano tante favole e poi voi mi contattate per analizzare, per valutare e le sibille ci danno un esito difficile, un esito, non dico nefasto perché il marietto queste cose non le dice, però un esito in salita. Quindi quando avete una relazione online che dura da tanti anni, che praticamente siete sempre fermi sul passo, che ogni volta che magari vi dovete incontrare ne salta sempre una nuova fuori, allora il vostro Marietto veneziano vi consiglia di fare una bella indagine, una bella, come si dice, radiografia radiestetica e magica della persona dopo, chiaramente, se il risultato è positivo, si possono anche attivare dei riti propiziatori, però se il risultato, insomma, lascia un po' il tempo che trova, allora bisogna fare marcia indietro, marcia indietro, come diceva una persona molto comune. Quindi perché faccio questo pillo? Perché appunto ci sono persone che, committenti che ci contattano, ci fanno analizzare persone che magari mandano foto o di altri addirittura, magari al mare, col petto villoso, insomma, che sembrano più che altro, non dico fotomontaggi, ma magari prese da altre persone e finché non spillano soldi, finché la cosa è un gioco, uno scherzo, va bene, ma quando poi vi si incomincia a promettere mari e monti a persone e poi dopo non succede niente dopo un determinato periodo, bisogna insomma sentire puzzo di bruciato. Quindi tutte quelle persone che in questo periodo sono in questo periodo, no? In questa fase storica di aver incontrato magari da parecchio tempo qualcuno che continua magari a mandare anche foto, prende scuse, volevo venire a trovarti, ma poi è successo il classico incidente, sono arrivati gli extraterrestri, gli UFO, insomma, l'angelo colorato che mi ha impedito di partire. Sapete, queste storie un pochettino da film. Beh, quando incontrate quelle persone lì, il vostro maledetto veneziano, mi è capitato, e mi è capitato tanto tempo fa, ma anche ultimamente, che una persona mi ha chiesto dei riti operativi, mi ha detto queste cose non le fa proprio perché vedendo lo spessore non voglio, e neanche il Degara queste cose non le fanno. Vedendo lo spessore della persona, valutando, il santo non vale la candela. Quindi se vi capita o siete in questo periodo, magari perché è un periodo in cui non dico che state soffrendo, ma magari è un periodo un po' no, e magari incontrate o avete incontrato questi tizi che vi promettono la villa, la casa, di scegliere le mattonelle. Sapete, questi sogni un po' pindarici, un po' da New Age, beh, state lontane e l'unica cosa è valutare tramite un'indagine con le sibille o radionica, radiostesica praticamente, per vedere se il santo vale la candela. Perché ricordatevi, non ci sono solo Padre Pio sull'internet, ma ci sono anche lupi travestiti da agnelli. Quindi sempre un occhio bello vispo e non fatevi, soprattutto se vi manda foto di un trentenne al mare palestrato, capite che
queste cose qua. Bene, cari amici, mi raccomando, sempre l'occhio vispo, l'occhio aperto e scaricate gratuitamente i circuiti di legale mediazione esterno del sito del capitano, leggete istruzioni e guardate i nostri video. Grazie e alla prossima, ciao!